Eccoci amici da casa, sono Temossi Giorgio, questo è il mio canale Surfcasting GBT Liguria. Oggi un po' di aggiornamenti per quanto riguarda il nostro video progetto Stop alle reti sottocosta. Che dire ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, state facendo un ottimo lavoro di collaborazione, di supporto, di affetto, anche perché ho conosciuto un sacco di persone, un sacco di pescatori, un sacco di persone comuni che hanno voluto mettersi dalla nostra parte per questo progetto, per questa causa e per questa richiesta di modifica. E ripeto, modifica perché non è un dire no a chi pesca con le reti, ai pescatori professionisti, è semplicemente una richiesta di modifica della legge, di questa piccola legge che è rimasta un po' indietro nel 1968 ed è giunto il momento forse di aggiornarla. Che dire, allora, oggi aggiornamenti, siamo arrivati al giorno 9, volevo fare insieme a voi un piccolo riepilogo per quanto riguarda questo video progetto, per chi ci seguisse da poco, anche se sono solamente 9 giorni che siamo partiti. E allora, il video documentario si divide in 3 parti. Nella prima parte farò vedere l'importanza dell'ambiente e del sottocosta marino, per poi passare a una parte centrale dei vostri video, e ripeto vostri video, dove in 5-10 secondi dite il vostro nome, da dove venite e stop alle reti sottocosta. Questo piccolo video lo potete mandare alla mia mail che vi lascerò a seguire, o se non riuscite a mandarmi il vostro video tramite mail, mandatemi una mail con scritto scrivimi e io vi lascerò il mio numero di telefono al quale potrete mandare il vostro video e mandarmelo su WhatsApp, così da essere più celeri nell'invio. E il punto 3 del nostro video documentario sarà la richiesta, per l'appunto, adesso poi vedrete negli aggiornamenti, della modifica del DPR. Io me lo sono segnato 1639 del 68, che parla della disciplina per quanto riguarda la pesca marittima e nel particolare nelle reti da posta. Che dire di questa legge? Non indica né la lunghezza della rete né la distanza sottocosta, e questa è una legge nazionale, quindi non sono andato a toccare regione per regione, ma sono andato direttamente alla fonte. Quindi modificando semplicemente questa piccola legge di 2 righe, dove non indica né la lunghezza né la distanza, purtroppo indica solamente la distanza da dighe, porti e uscite di foci di fiumi o torrenti. Penso più fiumi, perché di torrenti in mare ne vediamo e di reti anche. Quindi solamente la modifica di questa piccola parte sarebbe da aggiungere e non chiediamo nient'altro, non di togliere lavoro o di eliminare i pescatori professionisti. È una professione che c'è sempre da quando è nata la civiltà e noi la rispettiamo come tale, però il mondo va avanti, si evolvono le situazioni e chiediamo solamente la modifica. Non vado oltre, non mi divulgo, lascio spazio agli aggiornamenti sia per quanto riguarda il punto 1, per quanto riguarda l'ambiente e tutto il resto, per quanto riguarda i vostri video che mi avete mandato in questi giorni, e la parte finale che è stata aggiornata, e vedrete com'è semplice la nostra richiesta, poche righe. Quindi ragazzi, vi ringrazio di cuore, ma veramente di cuore, siete fantastici, e ci sentiamo al prossimo aggiornamento. Alla prossima ragazzi.
sono Gabriele, sono di Massa Carrara, anch'io dico no alle reti da costa. Ciao a tutti, sono Fishing Ratafra e direi di no alle reti sottocosta. Isa. Ciao, sono Flavio da Reggio Emilia, chiedo lo stop alle reti sottocosta, grazie, ciao. Ciao ragazzi, sono Gianmarco dalla Liguria e anch'io dico stop alle reti sottocosta. Ciao. Sono Camel da Milano, anch'io dico stop alla rete sottocosta, grazie. Sono Vittorio dalla provincia di Siracusa e anche io dico stop alle reti sottocosta. Ciao, sono Franco da Napoli. Anche io voglio dire stop alle reti sottocosta. Ciao. Ciao a tutti, mi chiamo Michele, abito in Liguria e dico basta alle reti sottocosta. Grazie. Sono Artilio Montese di Giulianova, la provincia di Teramo. Sono contrario per le reti sottocosto che si vedono tutti i giorni. Stop alle reti sottocosto. Salve. Sono Stefano dal Salento, anche io dico stop alle reti sottocosta. Ciao, sono Raffaele e sono della provincia di Firenze. Volevo dire basta alle reti da posta, da nord a sud. Ciao. Ciao ragazzi, sono Simone Villari dalla provincia di Messina e anch'io voglio dire stop alle reti sottocosta. Ciao ragazzi, sono Piero Malino da Messina e anch'io voglio dire stop alla rete sottocosta. Buona serata. Ciao, mi chiamo Francesco e vengo dal Veneto e dico anch'io stop alle reti da pesca sottocosta. Ciao, sono Marco Toscano e dico no alle reti sottocosta. Ciao, sono Gabriele da Rapallo, anch'io dico stop alle reti sottocosta. Buongiorno a tutti ragazzi, sono Mirko di Pesco di Messina, anche io voglio dire no alle reti sottocosta. Mi chiamo Davide, sono di Roma, vado a pescare alla Discoli e anch'io dico stop alle reti sottocosta. Ciao, mi chiamo Gianni Pascalora dalla provincia di Messina e voglio dire no alle reti sottocosta. Salve a tutti, sono Filippo di Palermo, stop alle reti sottocosta. Ciao ragazzi, sono Giuseppe Maccarrone dalla provincia di Messina e anche io dico stop alle reti sottocosta. Ciao, sono Lucio da Roma, anche io dico stop alle reti sottocosta. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, sono Giacomo Moratto dalla provincia di Messina, anche io dico no alle reti sottocosta. Ciao amici pescatori, sono Luca e sono di Ferrara, faccio parte del club Malati di Pesca. Dico anch'io stop alle reti sottocosta. Se queste reti fossero posizionate almeno 300 metri dalla riva potremmo pescare anche noi e in questa maniera pescherebbero tranquillamente anche i pescatori professionisti. Ciao a tutti! Ciao a tutti, io sono Alfredo, vengo dalla provincia di Cuneo e pesco nel Mar Ligure e anch'io voglio dire stop alle reti sottocosta. Ciao, io sono Gianluca Albeggiani. Io sono Ferdinando Albeggiani da Palermo. E anche noi vogliamo dire stop alle reti sottocosta.